Giuseppe Biasi nasce a Sassari nel 1885 e cresce in una Sardegna ancora fortemente segnata da strutture sociali tradizionali, ma già esposta ai primi segnali di cambiamento. Sono anni in cui l'isola è percepita come periferia, mentre l'Italia, da poco unificata, cerca di costruire un'identità comune anche attraverso la cultura e le immagini. In questo contesto, l'arte non è solo espressione individuale. Diventa strumento di racconto, di selezione, di rappresentazione. Raccontare un territorio significa anche decidere come quel territorio verrà visto dagli altri. Le opere di Biasi raffigurano scene di vita quotidiana, feste popolari, riti religiosi, costumi tradizionali. Immagini che oggi appaiono familiari, quasi naturali, perché sedimentate nel nostro immaginario. Ma all'inizio del Novecento queste immagini contribuiscono a creare, più che a riflettere, un'idea precisa di Sardegna. Biasi non lavora come un semplice osservatore. Il suo sguardo è colto, consapevole, influenzato dalle correnti artistiche europee del tempo. Sceglie cosa mostrare e cosa lasciare fuori dall'inquadratura. La Sardegna che emerge dalle sue opere è arcaica, solenne, sospesa nel tempo, ma costruita attraverso un linguaggio moderno. Questo aspetto è centrale per comprendere il suo ruolo. Biasi espone in contesti nazionali e internazionali, partecipa a mostre importanti, dialoga con un pubblico che spesso conosce la Sardegna solo attraverso immagini. Le sue opere diventano, per molti, una prima forma di contatto con l'isola. Definirlo esclusivamente un pittore folcloristico significa semplificare troppo. Il suo lavoro si muove su un confine delicato. Da un lato la valorizzazione di una cultura locale, dall'altro la sua trasformazione in immagine riconoscibile, ripetibile, esportabile. Molti elementi che oggi consideriamo simboli identitari della Sardegna trovano in questo periodo una forma visiva stabile. Col tempo, queste immagini si rafforzano, si ripetono, si fissano. Ed è qui che nasce una questione ancora attuale. L'arte di Biasi ha contribuito a preservare una memoria culturale, ma allo stesso tempo ha partecipato alla costruzione di un immaginario che rischia di diventare immobile, incapace di raccontare il cambiamento. Parlare di Giuseppe Biasi oggi non significa celebrarlo senza spirito critico. Significa riconoscere il suo peso storico e culturale, accettando anche le ambiguità del suo contributo. La sua opera ha dato visibilità alla Sardegna in un momento cruciale, ma ha anche influenzato profondamente il modo in cui l'isola è stata percepita nel tempo. Per questo Biasi resta una figura centrale, non solo come pittore, ma come chiave di lettura per comprendere come una terra ha iniziato a raccontare se stessa nel mondo moderno, attraverso immagini destinate a durare ben oltre il loro tempo.